Trasporto pubblico a pieno regime, giornali nei bar e nelle sale d'aspetto e sport di squadra e di contatto. Il ritorno alla normalità passa dalla nuova importante ordinanza annunciata dal presidente della regione Luca Zaia, che parte dal trasporto pubblico su gomma, rotaia e acquatico per confermare che si viaggerà a piena portata sui mezzi, ma con tutte le precauzioni del caso. Diamo a tutto quello che è trasporto pubblico a terra e in mare e in acqua, diamo ovviamente la capienza da omologazione, obbligo di mascherina, igienizzazione, obbligo vuol dire che è obbligo. Un capitolo importante dedicato ai giornali e alle riviste che potranno tornare non solo sui tavolini dei bar e degli altri esercizi pubblici, ma anche in tutti i luoghi in cui c'è una sala d'aspetto o in cui è bene aver sotto mano qualcosa da leggere per passare il tempo. E finalmente si potrà tornare a praticare gli sport di squadra e di contatto. Lo sport di contatto e di squadra è autorizzato, punto. Nel senso che ci si disinfetta le mani, si va a giocare che non ci sia la febbre, cioè quindi c'è un minimo di responsabilità da parte del praticante. Abbiamo messo un allegato all'ordinanza, se non altro per delle linee guida, ma non c'è da andare col metro a fare rugby piuttosto che a giocare a calcetto, a calcio, si fa.